Rapallo anticipa la messa al bando degli oggetti di plastica usa e getta. Dal 7 gennaio 2020 le attività commerciali e artigianali, gli ambulanti, ma anche gli organizzatori di feste, sagre, pranzi all'aperto non potranno utilizzare piatti, bicchieri, posate, sacchetti e cannucce di plastica usa e getta. Sì, invece ad oggetti biodegradabili, compostabili o riutilizzabili. È la decisione approvata in maniera unanime dal Consiglio Comunale di ieri sera, che ha approvato un ordine del giorno condiviso e sottoscritto da tutti i capigruppo, 5 di maggioranza e 2 di opposizione, che hanno a loro volta ritirato i precedenti ordini del giorno sul tema. La sollecitazione iniziale è stata della consigliera del Movimento 5 Stelle Isabella De Benedetti, che ha invitato Rapallo ad essere la prima città del Tigullio plastic free, sulla scorta di esperienze analoghe nello Spezzino. Invito raccolto dagli altri consiglieri, sebbene con qualche distinguo appianato nel corso della discussione. In precedenza il presidente del Consiglio Comunale Mentore Campodonico ha letto le deleghe assegnate a giunta e consiglieri. Il sindaco Carlo Bagnasco ha tenuto per sé urbanistica, affari generali e cultura. Il vice sindaco Pier Giorgio Brigati, servizi sociali, tradizioni e volontariato. Gli assessori Antonella Onzo Bilancio, patrimonio, servizi finanziari, Elisabetta Lai turismo, Filippo Lasigno lavori pubblici, Franco Parodi personale, polizia locale, viabilità, sicurezza, protezione civile, fondi europei. I consiglieri comunali: Salvatore Alongi ha ricevuto l'incarico a Sanità e Igiene, Maria Cristina Ardito a Castelli e Musei, Eugenio Brasei Edilizia Privata, Anagrafe, Studio Autostilo Piazza 4 Novembre, Alessandra Ferrara Mobilità Aziende Partecipate, Giuseppe Candido Servizi Tecnologici, Maurizio Malerba Parchi, Giardini, Cimiteri, Laura Mastrangelo Pubblica Istruzione, Vittorio Pellerano Sport, Fabio Proietto Frazione Demanio Ambiente, Elisabetta Ricci Pari Opportunità Politiche Familiari, biblioteca e ludoteca, Andrea Rizzi, nettezza urbana, Giorgio Tasso, commercio, artigianato, attività produttive, pubblici esercizi, Daniele Trucco, politiche giovanili, politiche green e tutela degli animali. Il Consiglio Comunale ha eletto le commissioni consigliari permanenti che verranno convocate lunedì per l'elezione di presidente e segretario.